Natale blindato con spostamenti vietati anche tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. La linea annunciata dal ministro Speranza in attesa del nuovo DPCM con pochi spiragli per gli impianti di sci. Scuole superiori, nella Marca si studia un piano unico per la didattica mista, valido da gennaio a giugno per dare continuità. Le parole della dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Resta alta la pressione sugli ospedali in Veneto. Un terzo delle persone in questo momento ricoverate nei nosocomi è malato di coronavirus. Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, 44enne di Montebelluna ricoverato in gravissime condizioni. Il dramma nel pomeriggio a Contea. Primi fiocchi di neve e nevischio a Treviso in provincia. Già da ieri sera mezzi spargisali in azione. Massima attenzione per i prossimi giorni anche per le abbondanti piogge previste fino a sabato. Il sindaco di Asolo Migliorini, da mesi come infermiere impegnato nella lotta contro il Covid. Ai negazionisti dico: venite a fare un tour in ambulanza con me e i miei colleghi. Dal presidente del gruppo folcloristico trevigiano allo storico tra i maggiori esperti di resistenza fino ai volontari del progetto Giocare in Corsia. Oggi la consegna della più importante onorificenza di Treviso. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo come sempre dando uno sguardo agli ultimi dati sul fronte coronavirus in Veneto. Nelle ultime ore rispetto al report della mattinata sono 1629 i nuovi positivi nella nostra regione. Complessivamente nelle ultime 24 ore sono 3.287 le persone risultate positive al Covid. Per quanto riguarda la Marca trevigiana sono 250 i positivi. Nelle ultime ore, complessivamente nelle 24 ore si registrano 561 nuovi positivi. Per quanto riguarda invece gli ospedali sono 2.744 le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, 337 invece in terapia intensiva. E sarà un Natale blindato con spostamenti vietati anche tra i comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. E questa è la linea annunciata dal ministro Speranza in attesa del nuovo DPCM. Va all'attacco l'assessore regionale Marcato, dice serve una strategia europea o andiamo a sbattere. Durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1 gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. È un Natale blindato con spostamenti al minimo, quello tracciato prima alla Camera poi al Senato dal Ministro della Salute Speranza, in attesa del famigerato DPCM chiamato a sciogliere anche il nodo dell'apertura degli alberghi di montagna, mentre sugli impianti di risalita, ha fatto capire Speranza, non ci sarebbe più nessun spiraglio. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. Nel pomeriggio il collega ministro Francesco Boccia a fissare la data del 7 gennaio come quella di una possibile ripartenza che si incrocerà con l'avvio della più grande campagna vaccinale della storia. Questo è il puzzle delle restrizioni natalizie che si sta componendo di ora in ora, un modo di procedere che la Regione boccia senza appello. Se l'unico strumento che abbiamo è la chiusura e basta, cioè, ragazzi, io la vedo davvero poca roba questa. E ripeto, bisogna fare scelte chirurgiche in materia economica. Scelte chirurgiche che non possono prescindere da una strategia europea che al momento non c'è. Nei territori di confine, come ragioniamo? Se non c'è l'Europa che interviene, come possiamo ragionare? Ogni paese è lasciato a se stesso. Cioè, ancora una volta l'Europa perde l'occasione di dimostrare davvero il suo ruolo, che secondo me è vitale. E pur di contenere la curva del contagio, i trevigiani sono pronti a qualche sacrificio per queste festività natalizie. Meglio che rinunciare ai parenti, è meglio rinunciare al pranzo. Usa l'arma dell'ironia questa ragazza trevigiana commentando lo stop agli spostamenti tra comuni nei giorni clou delle festività annunciati dal governo anche in zona gialla, quindi pure nella Marca, in attesa di capire se e quali saranno le deroghe per i parenti più stretti. Ognuno fa le sue considerazioni. Un Natale blindato è questione complessa, incide nell'economia come negli affetti. Speriamo di no, da comune a comune.
Ma perché? Perché mamma abita a Treviso, io abito a Ponzano. Penso che sarà un'occasione per stare di più a casa e magari con i parenti più stretti, non sarà neanche male. Strano sicuramente, sarà diverso da tutti gli altri anni, però credo che qualche iniziativa vada presa in questo senso. Sappiamo che sono giornate particolari in cui tutti quanti vorremmo stare in compagnia, stare insieme, però probabilmente, per quanto sia triste, quest'anno andrà così. Come vede siamo bardati appositamente perché sennò siamo di evitare per star meglio dopo, speriamo. A casa, semplicemente a casa. A casa, come tutti credo. Poi sia chiaro, Covid o non Covid, lo spirito natalizio non si inventa dall'oggi al domani. Anche trovarsi la casa piena di parenti sconosciuti che non hai mai visto, sei costretto. Vabbè, facciamo un anno di prova. Del prossimo DPCM, ma anche della campagna vaccinale anti-Covid ha parlato oggi il governatore Zaia nel consueto punto stampa. Io spero che arrivi un testo, quantomeno sul quale poter fare delle considerazioni. Dopo l'incontro interlocutorio di ieri tra governo e regioni, queste ultime attendono ora una bozza del DPCM sulla quale fare le loro osservazioni. Intanto il ministro Speranza al Senato ha illustrato quelle che potrebbero essere le misure inserite nel prossimo decreto che si annuncia duro sul fronte spostamenti, ma sottolinea Zaia, mi sembra che anche all'interno della stessa maggioranza il dibattito sia ancora in corso su alcuni aspetti. C'è il tema del transito fuori regione e il ricongiungimento familiare per le festività, c'è il tema dei ristoranti, c'è il tema delle piste da sci / strutture ricettive delle località sciistiche. Dopo c'è il tema delle seconde case, c'è chi dice no seconde case, quindi no transito fuori regione oppure fuori dal comune. La pressione sugli ospedali è molto alta, è stato calcolato che ogni 3.000 positivi si carichino 10 pazienti in terapia intensiva, spiega Zaia, che oggi nel consueto bollettino ha voluto inserire un ulteriore dato, quello dei ricoveri ordinari, 6.979, che si aggiungono ai 3.094 pazienti Covid in area non critica. Significa che un terzo delle persone che si trovano in questo momento in ospedale sono malate di coronavirus. La curva in Veneto, ha aggiunto poi il Presidente, è in ritardo di 10-15 giorni rispetto ad altre regioni. Tutte considerazioni che portano poi a fare il punto sul tema vaccini anti-Covid, ed è proprio nelle ultime ore la notizia che dalla prossima settimana in Gran Bretagna inizierà la somministrazione delle prime dosi. L'Europa non sta facendo una bella figura, perché se si legge che la Gran Bretagna sta già vaccinando con gli stessi vaccini che noi dovremmo utilizzare in gennaio, se la grande Europa arriva dopo un paese che non è più in Europa, vuol dire che qualcosa non funziona. Europa che attende l'autorizzazione ai vaccini da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali. C'è una possibilità per cui noi possiamo dire di no ai vaccini con l'EMA, che c'è già mezzo mondo che sta vaccinando. Vi ricordo che il vaccino cinese è già stufi di fare il vaccino. Ma noi finiremo a vaccinare a fine estate i 5 milioni di veneti che vorranno sottoporsi. Cioè non ce la facciamo prima, ma con questi presupposti no. Per cui noi stiamo arrivando da europei da buoni ultimi, interessante come strategia. La macchina del Veneto è comunque pronta alla più grande campagna vaccinale della storia. Io posso garantirvi che se ci dicessero fra 10 giorni arriva il vaccino, noi altri lo faremo fra 10 giorni. Prima ci arrivano i vaccini meglio è, perché sta diventando veramente un'agonia sta storia. Anche perché pesa anche psicologicamente nei cittadini. Poi c'è il nodo scuole superiori. A Treviso si studia un piano unico per la didattica mista da gennaio a giugno. No a riaperture a singhiozzo. Per gli studenti delle superiori è necessario un programma definitivo che preveda la didattica mista tra distanza e in presenza con le percentuali al 50 o all'80% che saranno divulgate dal DPCM in arrivo. Si lavora in questo senso, ha specificato la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella, affinché dopo le vacanze natalizie ci sia già un piano unico che vada da gennaio a giugno. Quella di consentire un rientro a scuola in maniera stabile, cioè si decide una percentuale e questa percentuale dovrebbe essere da gennaio a giugno. Poi naturalmente le modalità saranno anche rimesse all'autonomia scolastica. Difficile prevedere la ripresa in presenza al 100%, specie se le capienze dei bus, a garanzia della sicurezza di chi li utilizza,
resteranno ferme al 50%. Al 100% in presenza mi sento di escludere, tenendo conto anche dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sembra appunto che non sia ancora comunque delle migliori, per cui sarebbe naturalmente auspicabile, però già una percentuale che non sia del 100% ma che comunque si collochi tra il 50 e il 100 voglio dire già un buon risultato. Proprio il cruciale nodo dei mezzi pubblici è stato il tema centrale dell'ultimo incontro con Regione, Provincia e MOM, in cui è emerso l'orientamento a mantenere le fasce di entrata a scuola. Sembra invece esclusa l'idea dei doppi turni di lezione mattino e pomeriggio, ci ha spiegato la dirigente provinciale, e si è avviato un ulteriore monitoraggio rivolto agli studenti per raccogliere dati su tratte e orari di utilizzo dei mezzi pubblici e per capire se e quanti li useranno ancora. Sul tavolo anche l'idea di intensificare i controlli nelle aree potenzialmente a rischio assembramenti, come le fermate dell'autobus. Passiamo alla cronaca. Incidente nel pomeriggio di oggi nella frazione di Contea, nel comune di Montebelluna, in via Dominzoni, nelle vicinanze delle piscine. Un uomo di 44 anni è stato investito da un'auto, una Y, guidata da una donna. Immediati soccorsi sul posto l'elicottero del SUEM 118 di Treviso. Gravissime le condizioni dell'uomo, che ha riportato diversi traumi cranico e toracico. Si trova ora ricoverato al Cafoncello. Come previsto, oggi è scesa la neve a Treviso e in provincia, mezzi spagissali in azione già ieri sera, non si sono registrate particolari criticità. Prima una pioggia mista neve, poi con il passare delle ore i fiocchi hanno iniziato a scendere con più insistenza, imbiancando strade e marciapiedi della Marca. Fortunatamente però il piano antineve scattato già ieri sera ha evitato particolari criticità sia a Treviso città che nel resto della provincia. Dalle prime ore di questa mattina il nostro piano neve era entrato in azione, quindi avevamo dai 3 ai 5 mezzi che distribuivano il sale lungo le strade, sui ponti, nei cavalcavie e nei marciapiedi. Per fortuna non ha avuto ripercussioni sulla viabilità, anzi è stato anche bello risvegliarci con i fiocchi di neve. In virtù dell'allarme meteo di ieri siamo già stati attivi da ieri e quindi abbiamo trattato circa 400 km delle strade, soprattutto quelle pedemontane, e oggi sono in azione 9 squadre. 100 i quintali di sale utilizzati per trattare le strade provinciali. La situazione continuerà ad essere monitorata anche nei prossimi giorni. Il coprifuoco delle 22 potrebbe evitare situazioni di pericolo, soprattutto di notte, quando le temperature caleranno e le strade potrebbero ghiacciare. Ma l'appello a chi si dovesse mettere comunque in auto è di fare massima attenzione. Chi lo farà magari specialmente in orario notturno e laddove ci siano percorsi pedemontani che possano o che siano storicamente critici, vi invito alla massima prudenza. E visto il protrarsi e il possibile intensificarsi dell'ondata di maltempo che si sta battendo sul territorio, la Regione Veneto con la Protezione Civile regionale ha convocato l'unità di crisi per domani. Le previsioni, afferma l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, indicano condizioni critiche fino al fine settimana, con nevicate in quota e conseguente rischio valanghe. Nel resto del territorio, in particolare nell'area pedemontana, sono attese forti piogge con rischi per la tenuta idrogeologica. E oggi Treviso ha dato l'ultimo saluto a Luigi Netto, lo storico pasticcere del centro con la passione per il calcio. Chi lascia un ricordo scritto per testimoniare vicinanza alla famiglia, chi si trattiene le lacrime, chi vicino di negozio, parlottando sottovoce nel silenzio della chiesa di Santa Maria Maggiore gremita, ricorda di avergli detto: basta lavorare, goditi la macchina nuova e vai in ferie. Tutti presenti per l'ultimo abbraccio a Luigi Netto, storico pasticcere della città, che si è spento a 71 anni. Inevitabile ricordarlo come lavoratore instancabile nella sua pasticceria tra Piazza San Leonardo e Sant'Agostino, attività che ereditò dal padre Gioacchino e che trasformò in punto di riferimento per la città. Le pastine deliziose della domenica, che andavano di pari passo con la delicatezza della tua persona, la gentilezza del tratto, il sorriso dell'accoglienza, talché la vostra pasticceria è diventata nel contempo riposo dalla stanchezza, vitamina per la ripresa, cenacolo per lo sport, luogo di scambio.
A celebrare le esequie padre Ottavio Bollis, che ne ha ricordato il vivo sentimento religioso e la passione per il calcio. Lui, che terzino del Treviso e campione d'Italia juniores nel 1968, aveva abbandonato le prodezze da atleta trasformandole nelle dolcezze con cui deliziava i trevigiani. Lascia la moglie Gabriella, compagna di una vita, i figli Stefano e Luca e gli amati nipotini. Il sindaco di Asolo, Migliorini, da mesi come infermiere impegnato in prima linea contro il coronavirus, e ai negazionisti dice: venite a fare un giro con me e i miei colleghi in ambulanza. Sindaco di Asolo e infermiere, Mauro Migliorini in questa doppia veste da mesi è in prima linea contro il coronavirus. Nella prima ondata era stato impegnato nella terapia intensiva Covid, oggi invece lavora con il SUEM e nel pronto soccorso di Montebelluna. Lui, come i suoi colleghi, chiamati eroi in primavera, ora molto spesso nel mirino dei negazionisti che li considerano complici di un complotto mondiale, accusati di girare per le città con le sirene accese delle ambulanze, ma che per i complottisti in realtà sarebbero vuote solo per creare terrore. Io direi che non c'è nessuna ambulanza che gira a vuoto, anzi tutto il personale si sta facendo non in 4 ma in 8, se non addirittura in 16, per dare risposte ai pazienti, non solo ai pazienti Covid che vengono a farsi un turno con me, e i miei colleghi li accogliamo a braccia aperte, anzi potrebbero essere delle mani in più che ci danno una mano a seguire questi pazienti. Magari, visto che sono così negazionisti, li lasciamo senza DPI e poi si renderanno conto. Accuse che fanno male a chi da mesi è impegnato contro il virus con turni durissimi, e altrettanto male fanno i comportamenti di chi non rispetta le più semplici regole. E questo come infermieri, come personale sanitario, ci fa veramente male, perché vuol dire che non riusciamo a capire l'importanza di rispettare quelle 4 norme che ci sono state date. Falso dipendente dell'Enel aggredisce prima 2 anziane verbalmente, poi anche il sindaco che va in loro aiuto. È accaduto a Farra di Soligo. Si è presentato a casa di un'anziana signora cercando di farle firmare un contratto. La motivazione era che l'energia le sarebbe costata meno. La pensionata dubbiosa ha cercato aiuto dalla sua vicina, ma le domande poste dalle 2 donne hanno mandato su tutte le furie il ragazzo, che asseriva di essere dipendente dell'Enel. Così una delle 2 ha chiamato il sindaco Mattia Perencin. Io sono arrivato subito dopo un minuto. Questa persona appunto ha iniziato con toni anche abbastanza violenti, a dire parole anche a me, nel senso che io dovevo stare al mio posto, che cosa serviva che io venissi, che lui stava facendo il suo lavoro, che gli stavamo facendo perdere tempo, con un fare anche molto maleducato. È iniziata una discussione accesa anche con il primo cittadino, tanto che ha dovuto chiamare i carabinieri. Il falso dipendente Enel aveva circuito l'anziana facendole firmare il contratto. Lui gli diceva che erano dell'Enel, ma non sono gli operatori dell'Enel, sono quei falsi operatori dell'Enel, perché loro probabilmente fanno parte di società extra, probabilmente l'Enel gli dà degli appalti, io non so cosa gli dia, perché poi lui mi ha anche detto che lui prende 15 euro a contratto, e quindi non è l'Enel, cosa che invece lui continuava a dirmi prima che arrivassero i carabinieri, che lui era un incaricato dell'Enel. Con i carabinieri il sindaco ha costretto il ragazzo a tirare fuori il contratto della signora e farglielo strappare. Poi i militari lo hanno invitato a calmarsi e allontanarsi dalla zona. Il sindaco ha quindi scritto subito un post sui social. L'appello anche dei carabinieri. Ditegli, mi raccomando, che non aprono le porte agli sconosciuti. Piuttosto li tengano alla finestra, ma che non gli facciano entrare in casa, perché tu non sai chi ti porti dentro casa. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il sindaco Mario Conte ha consegnato a 5 cittadini che si sono distinti per i loro meriti letterari, artistici o umani il Totila d'Oro. Famiglie simbolo, studiosi, persone che si spendono per il sociale, che danno significato a Treviso per l'eredità che lasciano. A loro è stato consegnato il Totila d'Oro, la massima benemerenza civica del comune. Tra loro la famiglia Botter, nella persona di Natalina Botter, per l'opera di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico trevigiano. La benemerenza è stata attribuita alla memoria di Enrico Reginato, medico e ufficiale del Reggimento Alpini, che ha prestato soccorso e curato soldati di tutte le nazionalità durante la campagna di Russia. Tu pensa ai tuoi soldati e che a te penserà il Signore,
ed aveva una gran fede. Una grande fede che l'ha aiutata molto. Insigniti anche Gianfranco Crespan, fondatore e presidente del gruppo folcloristico trevigiano, da anni promotore della storia e delle tradizioni del territorio, e il professore Ernesto Brunetta, scrittore e storico tra i maggiori esperti di resistenza, insegnante, preside, uomo di cultura e testimone del cambiamento. Sono commosso per questa espressione di affetto che mi fa il sindaco, che mi fa l'amico Iannicelli. Riconoscimento consegnato ai volontari dell'associazione LILT, progetto Giocare in Corsia, per l'aiuto e il supporto ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Cafoncello. Per noi è davvero un riconoscimento estremamente importante, soprattutto perché è destinato a tutti i 150 volontari circa che operano nel progetto Giocare in Corsia, cercando di portare aiuto ai piccoli bambini che sono ricoverati per rendere meno traumatico il decorso del loro ricovero. Siamo allo sport, il calcio. L'ex storico allenatore del Treviso, Beppe Pillon, è il nuovo mister della Triestina. Trieste è una piazza molto ambita, importante nel panorama calcistico italiano, perciò al di là della categoria per me è una scelta importante e spero di ripagare la fiducia della società che mi ha dato. È quasi un ritorno a casa per Beppe Pillon, neo allenatore della Triestina. Dopo l'esperienza alla guida del Cosenza è arrivata l'opportunità per lui di allenare vicino alla sua Treviso. La società friulana lo ha scelto per sostituire sulla panchina Carmine Gautieri. Pillon torna nel suo nord-est, dove sulla panchina del Treviso ha portato i biancocelesti in 3 anni dal campionato dilettanti alla Serie B dopo 42 anni d'assenza, arrivando prima in Serie D, in Serie C2 e C1. Dopo l'esperienza come allenatore del Padova, Genoa, Lumezzane, Pistoiese, Ascoli e Bari, nel 2004 viene richiamato a Treviso, quando si trova all'ultimo posto in classifica. A fine anno, grazie ad una splendida rimonta, la squadra si piazza al 5° posto e disputa i play-off promozione, perdendo però contro Perugia. In estate arriva la prima storica promozione in Serie A, dopo il fallimento del Torino. Per questa nuova avventura a Trieste, mister Pillon ha già le idee chiare. L'importante è creare una squadra. A me piacciono le squadre che attaccano in 11, difendono in 11, che giochiamo da squadra. La cosa principale è questa, perché a livello di Serie C l'importanza notevole è l'organizzazione di gioco. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Uno sguardo ai dati per quanto riguarda i positivi e i decessi nel bellunese per il Covid. Sono 119 i nuovi positivi nella provincia nelle ultime 24 ore, 5 invece complessivamente le persone che hanno perso la vita nella provincia di Belluno. Il Fondo dei Comuni di Confine ha dato il via libera ad una serie di progetti anti-Covid per l'intero bellunese, sul piatto oltre 10 milioni di euro. Scuola digitale, leggi didattica a distanza, telemedicina e rafforzamento del trasporto pubblico locale, queste le 3 priorità individuate dal programma Covid varato dal Comitato Paritetico per la gestione del Fondo Comuni Confinanti, che nelle ultime ore ha approvato le graduatorie dei progetti. In particolare alla provincia di Belluno vanno 8.627.000 euro di stanziamento, a cui si aggiungono anche 1.250.000 di residui della vecchia pianificazione. Risorse per circa 10 milioni di euro quindi che per la prima volta, vista l'emergenza, potranno arrivare su buona parte del territorio provinciale, andando al di là dei comuni di prima e seconda fascia. Restano esclusi da quello che è stato definito come ambito ottimale Belluno, Ponte nelle Alpi, Limane Alpago, che però potranno contare su cofinanziamenti garantiti. E per quanto riguarda i comuni fuori ambito, bisogna reperire quote di cofinanziamento. Per le azioni Covid, la grossa parte delle quote di cofinanziamento saranno garantite dalla provincia di Belluno, ma anche da altri enti. 2 milioni saranno messi a disposizione da Palazzo Piloni per le attività produttive più colpite dal virus. Non si tratta di ristori per l'attività ordinaria, come spiega il presidente Padrin, ma di un supporto per le spese di investimento. Fondamentali per cercare di superare questa fase così delicata e difficile del futuro del nostro territorio alla luce purtroppo del Covid. Nere su tutta la provincia di Belluno, nella giornata di oggi pochi i disagi, paesaggi mozzafiato, ma per il turismo di montagna questa neve sa di beffa.
È una neve che profuma di beffa, quella caduta nel Bellunese, e altra ne scenderà nelle prossime ore, stando ai bollettini della Protezione Civile, giusta per il Ponte dell'Immacolata o per Sant'Ambrogio. Peccato che l'emergenza Covid rischi di travolgere proprio come una valanga aspettative che già erano ridotte al minimo. La linea dura sugli spostamenti annunciata dal ministro Speranza per Natale spegne la già flebile fiducia degli operatori di vedere impianti e hotel aperti. Queste le immagini di una cortina innevata dove gli operatori albergatori in primis navigano sempre più nell'incertezza. Questi grossi alberghi hanno sicuramente dei grossi problemi di programmazione e reperimento ovviamente del personale. C'è anche la variabile appunto di mettere nelle condizioni di viaggiare queste persone. Neve è caduta in tutta la provincia senza particolari disagi per tutta la giornata, solo qualche rallentamento al traffico. Qui siamo nella zona dell'Arsedese, nel Feltrino occidentale, prima nevicata di stagione anche nella città capoluogo, dove ci si prepara a un Natale blindati in casa. Un po' triste però la sicurezza delle persone, anche giusto così. Quest'anno la stagione comincia presto, mi dispiace molto per tutti gli operatori del settore e soprattutto anche per gli appassionati, perché una neve così bella fa venire voglia di andare a sciare. Vi mostro un attimo il post pubblicato dal presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrine, che comunica che da domani, in pieno accordo con il dirigente e la struttura scolastica, scrive Padrine, abbiamo deciso la sospensione delle attività scolastiche in tutto il nostro istituto comprensivo, quello di Longarone, fino al 12 dicembre, una decisione sofferta ma l'unica possibile alla luce della crescita del numero dei bambini e ragazzi positivi. Questa dunque è la decisione del sindaco di Longarone. Siamo quasi in chiusura, però prima vi ricordo la nostra rubrica che torna a puntuare anche quest'anno, la rubrica Il tuo presepe. Stanno arrivando in redazione già molti video delle vostre creazioni in casa che manderemo in onda nei prossimi giorni, un appuntamento quest'anno inevitabilmente particolare. Il Covid ci impedisce di venire nelle vostre abitazioni e allora sarete voi a trasformarvi in speciali reporter. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero che vedete, 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e che le riprese siano fatte con il cellulare o il tablet in orizzontale. Potrete anche registrare i vostri auguri e magari anche la spiegazione e la descrizione del vostro presepe. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Come annunciata, la neve ha fatto capolino in diverse località del nostro territorio, in qualche occasione anche spolverandole di bianco. Nella giornata di giovedì 3 dicembre, temporaneo miglioramento del tempo. Nel dettaglio, sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso fino a parte della mattinata, precipitazioni diffuse con neve inizialmente fino ai fondovalle, intorno ai 600-800 metri, in seguito in pianura tendenza ad esaurimento dei fenomeni con nuvolosità anche meno compatta e con la comparsa di qualche schiarita. Temperature minime intorno allo 0 o di poco sopra, valori massimi invece tra i 4 e i 7 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, più asciutto invece entro sera. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, locali piogge al mattino sulle Dolomiti, deboli nevicate fino al pomeriggio, più asciutto in serata. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.